Buongiorno, sono Florin Damian, abito a Pinerolo, sono unitario di 14 anni, faccio camionista con la ditta Arcese Trasporti. Mi rivolgo al Presidente della Repubblica Italiana, signor Giorgio Napolitano, per intervenire in nostra faccenda, per aiutarmi a uscire in questa situazione molto tragica subito di un datore di lavoro che si chiama Arcese Trasporti. Sono 3 anni che la ditta usa contro di me e la mia famiglia, composta di Damian Linuzza e Damian Ingrid, di 6 anni, nata a Pinerolo nel 2006, il 12 gennaio, in primo anno elementare. La ditta usa contro di me e la mia famiglia di 3 anni un terrorismo psicologico basato su tutti i modi: discriminazioni, ridurre in schiavitù, non rispettarmi anche la piccola indennità di lavoratori. Io non sono venuto in Italia a chiedere elemosina a nessuno, lavoro di 14 anni, pago contributi, sono una persona seria, non voglio altro che la giustizia italiana mi dà un aiuto per risolvere i miei problemi familiari. Sono 3 anni di incubo, non lo so fino a quando posso farlo. L'unico problema più grave di tutto è stato quello che nel 2011 la mia mamma è morta, la ditta sapeva, Arcese Trasporti sapeva della mia situazione e non mi ha lasciato rientrare a funerali della mia mamma. È una cosa molto odiosa, io non ho sentito a nessuno, non poteva andare al funerale della sua mamma, non si parlava di un matrimonio, non si parlava non altro, era solo un funerale. Sono anche oggi dei chiarimenti con la mia figlia di 6 anni che mi chiede sempre perché io non sono stato a poter andare a funerali della mia nonna. Non posso risponderle perché non posso. Speriamo che con il vostro aiuto i nostri problemi saranno risolti, perché per quella vi dico ancora una volta: aiutarmi. Io non posso rispondere a una bambina di 6 anni che ti dice perché voi romeni avete sempre dei problemi. È vero, noi romeni, lei si crede e sta sognando che è italiano, è vero, sta studiando, parla, gioca, parla solo italiano. Io non posso rispondere. Speriamo che qualcuno della famiglia Arcesi gli risponderà e vi prego gentilmente con il vostro aiuto a risolvere il nostro incubo familiare. Grazie, signor Presidente. Auguri per 150 anni di unità d'Italia. Grazie mille di nuovo.